succede così, no, un tecnico dà un consiglio al politico, il politico in genere poi magari lo vuole fare di più di quello che gli ha detto il tecnico. Lo esaspera, sì. E poi la stampa lo moltiplica per 10 di quello che ha detto il politico, quindi alla fine certo. mi spetta il compito di rimettere tutta quanta la situazione in contesto. Guardi, noi faremo il tampone a tutte, speriamo a tutte di essere in grado, ci stiamo attivando, alle persone che telefonano ai numeri e che dicono di stare male. Noi andremo lì, faremo il tampone, ci siamo già messi d'accordo con la Croce Rossa e con altre organizzazioni che si occuperanno del prelievo, faremo il tampone alla persona che sta male, faremo il tampone ai familiari, faremo il tampone se ci sono e se riusciamo anche a individuare amici e contatti che sono stati in presenza di questa persona, e poi parte del vicinato, nel senso che se stai in un edificio, palazzo, facciamo tutto l'edificio, se stai in un complesso di palazzine faremo 4-5 palazzine in un arco di 50 metri intorno, ecco, insomma, quindi cerchiamo di avere un'idea di quello che accade intorno a questa persona, sia dal punto di vista sociale che sia dal punto di vista dell'ambiente, perché l'infezione l'ha presa lì. Cioè tamponi a tappeto quasi. Adesso le faccio un'altra domanda. No, non è tamponi a tappeto, no, perché mi dice di nuovo tamponi a No, tappeto? ho sbagliato perché ho esasperato quello che esatto, perfetto. Grazie professore, abbiamo subito smentito. Tamponi mirati, no? Tamponi mirati, perfetto. Tamponi mirati, ecco questo perché sa perché quando lei dice faremo i tamponi, diciamo, a chiamare, quando qualcuno ci chiama. È lo stesso meccanismo, no? Io ho detto una cosa, lei l'ha moltiplicata per 10. Perché sono proprio giornalista, esatto, sono pessimo.